Bentornati a Mattino Verona, siamo di nuovo in diretta con tutti i telespettatori e gli ascoltatori che ci stanno seguendo per questo tema del giorno. Oggi parliamo di motori. Il mercato dell'auto in generale, proprio il mondo dei motori, sta infatti vivendo in questi mesi un momento complicato. Le vendite sono state intaccate dalla pandemia, così come le autoscuole e anche gli stessi privati che tra provvedimenti confusi e scadenze prorogate che non tutti conoscono stanno cercando di raccapezzarsi in questo periodo di incertezze sempre più diffuse a causa chiaramente del Covid. E allora, per parlare di questo siamo in collegamento con Eddie Campanella, responsabile operativo di Automobile Club Verona. Buongiorno Eddie. Buongiorno Giorgia, buongiorno a tutti i telespettatori e gli ascoltatori. Allora, dunque, volendo tracciare un bilancio dell'anno appena passato, partiamo così. Per gli automobilisti veronesi e per il mondo dei motori in generale, che anno è stato? Direi è stato un po' complicato, nel senso che diciamo che la pandemia sicuramente ha toccato tutte le famiglie, tutti gli italiani, assolutamente dal punto di vista economico, perché ovviamente il blocco, il lockdown hanno ovviamente creato dei problemi sul lavoro e quindi per ogni famiglia è stato un problema anche ovviamente poter spendere anche ovviamente sull'acquisto delle autovetture stesse, insomma, visto che parliamo del mondo delle auto. Certo, ecco, poi con la pandemia sono state anche prorogate numerose scadenze, come accennavamo in apertura, per venire incontro ai privati e agli automobilisti. Ecco, dal rinnovo della patente al bollo dell'auto sono state prorogate queste scadenze, ma quali sono le proroghe principali previste e quali sono le scadenze in particolare? Sì, allora ci sono state proprio per venire incontro ai DPCM che hanno ovviamente bloccato la circolazione ovviamente sulle nostre strade, ovviamente per evitare tutti gli assembramenti. Diciamo che il Ministero dei Trasporti e anche la Regione Veneto sono venuti incontro ai contribuenti e anche a tutti gli automobilisti proprio per prorogare i pagamenti delle tasse automobilistiche, e quindi già l'anno scorso col primo lockdown di marzo era stata fatta una prima proroga dei bolli fino a tutto il 30 di giugno. E quest'anno già lo possiamo dire e confermare, visto che le telefonate che stanno giungendo presso i nostri uffici ce lo richiedono, tutti i pagamenti che sarebbero stati fatti dal 1 di gennaio in avanti ci sarà tempo fino al 30 giugno senza incorrere in sanzioni o interessi. Per quanto riguarda le patenti, ecco che anche qui l'anno scorso subito era stata fatta una prima proroga fino al 31 di ottobre, poi spostata al 31 dicembre, e ad oggi quindi tutte le patenti in scadenza si ha tempo fino al 30 di aprile per poterla rinnovare comodamente, insomma. Ecco, insomma, anche questa è una buona notizia, insomma, per tutti gli automobilisti. E ecco, passiamo invece, diciamo, a quello che avete fatto voi nel corso anche dei mesi scorsi. Per esempio, voi vi siete reinventati con il format Giovani in Strada, che è stato completamente online durante l'ultima edizione di Giove Orienta. Com'è andata questo esperimento? Ma allora, noi abbiamo cercato, anche per dare un senso così un po' positivo, no, all'andamento, no, ma della vita quotidiana, no? Abbiamo cercato di non fermarci. Noi abbiamo continuato a fare i nostri eventi, quindi abbiamo fatto il Rally Due Valli, seppur ovviamente rispettando tutti i protocolli di sicurezza. Abbiamo fatto il passaggio della 1000 miglia da Villafranca, anche lì nel rispetto di tutte le regole imposte. E Giovani in Strada, purtroppo ovviamente non potendolo fare fisicamente all'interno dei padiglioni della fiera, abbiamo, grazie ovviamente all'idea di Job Orienta, che ha voluto studiare una digital edition, abbiamo voluto anche noi così fare questa edizione particolare proprio per comunque mantenere ovviamente un filo conduttore tra un anno e l'altro, e comunque mandare lo stesso un nostro messaggio di sensibilizzazione all'educazione stradale, che per i ragazzi d'oggi comunque è sempre fondamentale, insomma. Assolutamente. Ecco, chiudendo un po' il cerchio, tu hai accennato appunto al Rally Due Valli, alla 1000 miglia, insomma, voi siete infatti molto attivi nell'organizzazione di eventi di questo tipo, di gare. C'è qualcosa in calendario per il prossimo futuro? Tra qualche settimana, il 6 febbraio, noi siamo impegnati a Bardolino con la Coppa Giulietta Romeo, che è campionato italiano regolarità autostoriche, e quindi come tutte le competizioni nazionali sono consentite
ovviamente e purtroppo senza pubblico, e anche qui dovremo far rispettare tutti i protocolli di sicurezza sia ai partecipanti sia ovviamente agli addetti ai lavori. Quindi in calendario c'è già il 6 febbraio questa gara, e ci sarà il passaggio della Mille Miglia, ce lo auguriamo, a maggio. Adesso è tutto molto ovviamente incerto, perché tutto dipenderà ovviamente dall'andamento della pandemia, e comunque è confermatissimo il Rally Due Valli a ottobre, quindi confermato campionato italiano anche quest'anno. Quindi se tutto andrà bene riusciremo a fare tutto anche quest'anno, insomma, rispettando tutto quello che ci verrà imposto, e confidando che tutto vada per il meglio per noi, per tutte le famiglie, per tutti gli automobilisti e tutti i partecipanti. Assolutamente sì, insomma, noi facciamo un grande in bocca al lupo perché possiate effettivamente fare svolgere queste gare che insomma immaginiamo stiano aspettando un po' tutti i partecipanti, insomma gli appassionati, perché c'è bisogno anche di questi momenti. Bene, allora noi ringraziamo e salutiamo Eddie Campanella, responsabile Grazie operativo di Giorgia. ACI Verona. Grazie, alla prossima. Buona giornata a tutti, arrivederci. Benissimo, allora anche noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento oggi alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona e naturalmente la nostra terza e ultima intervista dedicata al nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.